L'intelligenza artificiale in ogni sua declinazione, argomento di forte impatto attuale che trova ampia applicazione nel contesto diagnostico. Se ne è parlato in occasione del convegno sull'implementazione dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario all'interno dell'Aula Magna Alessandro Clementi della Facoltà di Scienze Umane all'Aquila, alla presenza del presidente del congresso, la professoressa Clara Balzano, docente ordinario di medicina interna presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, insieme ad oltre 20 relatori tra specialisti e docenti universitari di fama nazionale. Presenti all'incontro il direttore sanitario della ASL 1 Alfonso Mascitelli ed il rettore dell'Università dell'Aquila Edoardo Alesse, con l'assessore regionale alla sanità per l'Abruzzo Nicoletta Verì. L'intelligenza artificiale va visto come un punto di forza per la nostra regione in modo particolare, perché tutto ciò che è finalizzato all'informatizzazione, alla telemedicina, alla telerefertazione, alla possibilità di usare il digitale è fondamentale. L'intelligenza artificiale lo è ancora di più in quanto porterà a una riduzione dei tempi, basta dire che per un audit impieghiamo 10 giorni, invece con l'intelligenza artificiale andremo ad impiegare solo 5 secondi. Questo fa capire l'importanza di essere vicino al cittadino, di dare anche una sanità di prossimità, perché la conformazione della nostra regione porta grandi difficoltà proprio a raggiungere i vari cittadini, i vari residenti nelle varie zone della nostra realtà, per cui tutto ciò che è sanità digitale è importante. Noi ci stiamo investendo, abbiamo investito attraverso delle delibere e vediamo questa intelligenza artificiale come supporto a tutto ciò che è un discorso diagnostico. Abbiamo organizzato questo convegno sull'intelligenza artificiale in epatologia perché io sono un esperto epatologo, ma è un momento che interessa tutta la medicina. La medicina sta diventando una medicina digitale e questo chiaramente crea tanti problemi e tante opportunità. Tante opportunità, chiaramente avremo possibilità di migliorare la nostra diagnostica precoce, trattamento personalizzato, monitorare il paziente di continuo e a casa, seguire lo sviluppo emozionale perché abbiamo i robot emozionali che supporteranno molto l'anziano. Sappiamo che la popolazione sta diventando sempre più anziana. È interessante anche immaginare che la medicina sta cambiando perché fino a ieri noi parlavamo di interessi economici che venivano racchiusi nella parola Big Pharma. Adesso possiamo parlare di Big Data. Se voi pensate che l'interesse economico intorno all'intelligenza artificiale nel 2022 è di 21 miliardi di dollari ed è previsto nel 2029 di 148,5 miliardi di dollari con una crescita annuale del 48,5%. Sono dei numeri impressionanti, fanno capire come tutto sta evolvendosi in maniera veloce e qui è un pochino il problema, cioè la velocità. Troppa velocità vuol dire non riuscire a sviluppare, o almeno c'è il rischio che non si riesca a sviluppare per tempo regole, standard, risposte dal punto di vista etico di come salvaguardare proprio l'umanità, l'uomo, legali. Tutto questo non vuole mettere paura, voglio solo dire che questo convegno, come tutto quello che cerca di fare formazione sia per gli operatori sanitari che per il cittadino, ha l'obiettivo di rendere consapevole il singolo delle opportunità e delle criticità e quindi di trarne beneficio e di non esserne in qualche modo sopraffatto.